È il tuo sogno nel cassetto diventare medico? Decisamente sì, quindi proverò qualsiasi cosa. Più che un test d'ammissione, una lotteria. 60.000 studenti in coda in tutta Italia, solo 10.000 le ammissioni e quei quiz con risposta multipla così complicati, meno cultura generale, più biologia e chimica. La polemica sul test d'ingresso alla facoltà di medicina è dentro e fuori dalle mura degli atenei di tutta Italia. Noi da sempre diciamo che il numero chiuso va abolito, che bisogna... Solo 1 su 6 potrà accedere alla facoltà, un'impresa che oltre ai numeri già ristrettissimi diventa ancora più ardua davanti a domande che per molti sono già da laureati. Ma con questi test si selezionano studenti per medicina o scienziati? E ancora, sarebbe dovuto essere un test di ammissione a medicina, non un test per l'ammissione diretta alla laurea. Già prima di entrare tu devi studiare medicina. Sì, esattamente. Se in Italia la domanda di medici è in crescita, le premesse per formare nuovi dottori sono le peggiori. Ne è convinto il governatore del Veneto, Luca Zaia, contrario al numero chiuso, che dice va avanti chi ha avuto la fortuna di indovinare la casella giusta dove mettere una crocetta. La mia posizione è di totale contrarietà al test di ammissione. La vera selezione l'università la deve fare con gli esami e pretendere alti standard di produttività agli studenti. Dico anche che scientificamente è dimostrato che i test di ammissione non hanno poi dato la garanzia di avere sempre dei premi Nobel. 60 quesiti, 100 minuti per rispondere e ci sono già le prime segnalazioni di irregolarità. A Foggia sono arrivati i carabinieri, a Tor Vergata gli studenti sono usciti decisamente in ritardo, altri parlano di copie sbagliate del test.